La Germania si mostra ottimista, le misure adottate hanno avuto successo, afferma il governo. Cristiana Ruggeri. L'epidemia è sotto controllo, il lockdown ha funzionato. La Germania tira un sospiro di sollievo nonostante i numeri restino alti. Lo dice il ministro alla sanità tedesco Jens Spahn, che spiega per la prima volta ogni malato di coronavirus infetta in media meno di una persona. Sono 80.000 i guariti dal Covid-19 nel paese, 3.868 i morti. Nel vecchio continente il totale dei contagiati si attesta a 195.000, di cui 14.000 solo in Austria, che ha il maggior numero di casi di coronavirus per milione di abitanti. Il Regno Unito resta in lockdown per almeno altre 3 settimane, oltre 100.000 i contagi diagnosticati, 861 i decessi dell'ultimo giorno. Poi c'è il caso Belgio, dove infuriano le polemiche per il tasso di letalità più alto del pianeta. Il paese conta in tutto 5.000 morti, 283 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.